Come sta andando questa esperienza al Gifoni 2012? È una bellissima esperienza, io è il primo anno che sono qui, sono venuto a conoscenza di questa opportunità tramite il CGS della mia città, il Circolo Giovanile Socioculturale. Qui facciamo, oltre a visionare i film, facciamo anche dei laboratori molto interessanti che ci permettono anche di conoscere meglio magari anche delle tecniche specifiche del film o anche della recitazione, comunque del linguaggio, della comunicazione in generale. Tristan di Colline, un film canadese diretto da Richard Roy, ambientato nel 69. Questo film, il protagonista è Frisson, un ragazzo che sogna di andare a Woodstock per incontrare il suo idolo Jimi Hendrix. Il film non aveva messaggio. Non era molto bello come gli altri, alcuni sono stati migliori, il messaggio non era preciso e quindi non è stato valutato positivamente.